Un popolo, mettete la catena, spugliatelo, attoppateci la mucca, è ancora libero. Levateci il travaglio, il passaporto, a tavola non ne mangia, un letto non ne dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobano la lingua addotata di pace, la perde per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non figliano parole e si mangiano traditi. Si sono messi in testa di far risorgere il paese di Giovanni Verga, avviando una rinascita culturale, da più apprezzata e invocata, in nome del rispetto e della presa di coscienza del valore della nobile cultura siciliana, della valorizzazione dell'arte e di quel piacere di vivere che ultimamente sta svanendo. Vizzini purtroppo sta morendo, è in una fase di spopolamento mai vista prima. È passata dagli 8.500 abitanti degli anni 90 agli attuali 6.600, per giunta sempre in calo. I giovani si laureano e vanno via, l'emigrazione non ha mai smesso di falciare la popolazione vizzinese in questi anni. Ed è proprio per questo motivo che nasce Rinasciuta Vizzinisi, dall'estremo bisogno di fare qualcosa, qualunque cosa, nella consapevolezza di essere una delle ultime generazioni che effettivamente avrà la voglia e la capacità di farlo, e nella consapevolezza che fermandosi giovani si è fermato il paese per sempre e non si potrà fare altro che guardare indietro e mai più avanti. Dall'impegno di Rinasciuta Vizzinisi, anche questa serata d'élite di musica, poesia e cultura che non tarderemo oltre a far iniziare.